fratelli, come la domenica avevo messo fuori il quadro dell'Ascensione, oggi ho voluto mettere questo Spirito Santo che me l'ha fatto un mio amico di Ortisei, della Val Catena. Il significato del rosso è il significato dell'amore. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. Da questo libro, fratelli, che vi dico che ha più di 55 anni, e c'è un autore che mi ha sempre affascinato, che è il Quast, il cui titolo è Preghiere. E sono preghiere un po' tutte particolari. Oggi volevo farvi quella di una partita di pallone, ma non giocano. Vieni, Padre dei poveri. La povertà si è moltiplicata a causa della pandemia. Eppure le scelte sbagliate continuano ad aumentare. Ieri Papa Francesco ha chiesto che le spese militari siano convertite per prendersi cura dell'umanità tutta di fronte a simili calamità. Ci uniamo alla sua preghiera e diciamo: vieni Spirito Santo a rinnovare la terra. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Spirito
e vieni eternamente. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Dio, sorgente di ogni bene, che oggi ha mandato ai suoi discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Riccardo Toffoli. Giulio Sfiligoi. Stefano Piccini. Denis Minin. Nicolò Martin. Riccardo Graziano. Chiara Di Pinto. Samuele Sotera. Samuele Vecchietti. Samuele Vecchietti. Ci sono altri che non ho chiamato? No, vedo di no. Che hanno fatto, no? Bon, bambini, grazie, i vostri disegni sono là e te lo scrivo adesso. Allora, sì, oggi doveva essere la prima comunione, no? Per essere chiari, l'arcivescovo ieri ci ha detto fino a ottobre niente, ma sapete, si vive alla giornata o alla settimana, non si possono fare programmi.